Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata della domenica dedicata al calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla seconda categoria, ogni domenica in diretta alle 19, poi la replica chiaramente nella tarda serata e nella mattinata del lunedì. Il saluto immediato alla nostra unica penaltina della domenica, ovvero Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena. Buona domenica a tutti, ciao Ettore. Vestita Buonasera oggi a tutti. effetto Grease, complimenti per la tua miss. Effetto pre-estate. Decisamente. E sarà estivo anche il nostro Carmelo Puglisi? Beh, basta soltanto dargli subito la linea. Ciao Carmelo. Ciao a te Ettore, Beh, un po' buonasera estivo a tutti. ci sei abbronzato, dai. Sì, già Si vede io- che i campionati stanno finendo, eh? Sì, decisamente. Bene, un saluto a Carmelo, pronto come al solito per il campionato di interregionale e il campionato di eccellenza Girone A, Girone B. Oggi è successo un po' di tutto praticamente, no? Giornata importante. Giornata importante, soprattutto nel Girone B del campionato di eccellenza con qualche risultato inaspettato. Salutiamo nella postazione ospiti due allenatori. Un allenatore che quest'anno ha giocato, diciamo, ha allenato nel campionato interregionale, parliamo di Gaspare Cacciola, parentesi al Palazzolo. Sì, buonasera, E buona ha dato domenica. discretamente insomma, il campionato per te, qualche alto e qualche basso e anche secondo me un po' di sfortuna. Qualche risultato che non è venuto e forse poteva e doveva venire. Sicuramente la Serie D è un campionato comunque molto difficile, molto livellato. Beh. Chiaramente potevamo fare meglio, abbiamo pagato probabilmente un girone d'andata un po' difficoltoso, un calendario che comunque è partito subito in salita. Rimane comunque credo un'esperienza importante anche per la tua carriera, Sicuramente. no? Le esperienze vanno vissute, chiaramente Certo. uno ne prende sempre il meglio per andare avanti. Certo. Accanto a te, insomma, un volto che spesso e volentieri ci viene a trovare qui a Penalty, Luca Di Gregore, allenatore dello Sporting Battiati, perdonami, campionato di promozione, oggi sconfitta con l'Atletico Catania, a questo punto insomma, la partita decisiva sulla carta per una salvezza arriverà domenica prossima. Sì, intanto buonasera a tutti, buonasera a te, grazie per l'invito. Sì, domenica è l'ultimo sforzo, oggi abbiamo Giocato una perso. partita facile, abbordabile. Sì, lo Scicli non ha più niente da dire al campionato, a noi manca per la matematica è anche solo un punto, quindi dipende pure che fanno le altre. La quindi domanda la faccio pure a te, quasi comunque è un fatta. campionato positivo, Sì, sia come sì. esperienza tua personale da primo anno da allenatore e Sì. poi anche in genere per la società. Assolutamente sì, il Presidente mi ha dato questa prima opportunità con la prima squadra, io ho smesso di giocare proprio lì a Battiati. E il nostro obiettivo era la salvezza, E ci siete riusciti. ci siamo riusciti senza i play-out, a inizio stagione forse pochi È puntavano vero. sul Battiati È senza vero, è vero. play-out. E invece avete smentito tutti, complimenti. Grazie. Allora iniziamo subito con la rassegna dedicata ai risultati e alla classifica del campionato interregionale, lo facciamo subito chiaramente con la nostra Lorena. A Torre Annunziata, Savoia, Messina 2-3. A Messina, Città di Messina, comprensorio Montalto 3-2. A Ribera batte comprensorio Normanno 1-0. Ad Acireale, Gelbison 0-2. A Cosenza, Licata 2-0. Ad Agropoli, Palazzolo 2-0. A Ragusa, Cavese 1-1. Al Cattanissetta, Nissa, Sambiase 0-4 e a Noto batte Vibonese per il risultato di 1-0. Questa invece è la classifica per quanto riguarda questo girone I del campionato interregionale, 31esima giornata, una classifica che vede ancora in testa, e ormai è quasi finito il campionato, quindi a questo punto la vittoria è orientativamente certa del Messina. A seguire abbiamo il Cosenza, ma guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo ancora Messina con 71 punti, segue Cosenza 66, Città di Messina 57, Gelbison 54, Savoia 48, Vibonese 46, Ribera 45 punti, Agropoli 43, comprensorio Montalto e comprensorio Normanno 41, Cavese 40, Noto 39, Ragusa 38 punti, Palazzolo e Licata 37,
Sambiase 34, Acireale 14, ultima in classifica troviamo Nissa con 8 punti. Ricordiamo Acireale, Messina e Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti. Diamo anche uno sguardo al tabellino della prossima giornata, sarà quella che si giocherà domenica 21 di aprile. Questi gli incontri: Sambiase Acireale, Vibonese Agropoli, Comprensorio Normanno Città di Messina, Cavese Nissa, Gelbison Noto, Messina Cosenza, Licata Ragusa, Palazzolo Ribera e si chiuderà con Comprensorio Montalto Savoia. Allora, poi parliamo con i nostri ospiti. Carmelo, il punto della situazione vede un Noto che in questo momento è salvo e ha quasi del miracoloso, mentre per quanto riguarda la Vetta aspettiamo praticamente quasi ormai la matematica certezza della vittoria del Messina in questo campionato di interregionale. Beh, oggi sì, il percorso, la grande rimonta del Noto di Giancarlo Betta oggi ha toccato il suo apice. Infatti con un gol di Sant'Aniello nel primo tempo il Noto ha battuto un osso duro nel Palatucci come la Vibonese e esce per la prima volta in questo campionato dalla zona play-out, inguaiando però altre squadre siciliane come il Ragusa, il Licata rimane il Palazzolo. Insomma è una zona play-out estremamente ingarbugliata, mentre invece in vetta oggi il Messina ha fatto un passo importante. Oggi era un turno pro Cosenza, il Cosenza con il Licata di Romano al San Vito aveva un impegno più agevole, lo ha superato con scioltezza, mentre invece era molto più difficile la partita che attendeva il Messina a Torre Annunziata con il Savoia. La formazione di Catalano stavolta ha giocato un'ora di calcio ad alto livello ed è riuscita a vincere 3-2 al girone. Sottolineiamo anche, e questo è importante, che comunque il Licata c'è stato un momento della stagione che sembrava veramente che potesse quasi fare un pensierino ai playoff e adesso si ritrova immischiato in questa lotta dei playout che è comunque un ternallotto. Gaspare. Sì, praticamente sì, considerato che il Noto praticamente ha fatto una rincorsa e dei punti importanti, si è tirato fuori, dimostra che comunque... Ti facciamo vedere la classifica così sì, la possiamo no, anche commentare sì. con più dettaglio, se la regia lo può mandare, grazie. Ecco, vediamo indubbiamente che ormai Nissa e Acireale in maniera, soprattutto Sì. la Acireale scandalosa, hanno già abbondantemente lasciato questa categoria. Il resto poi sotto questo punto di vista No, c'è un po' di bagarre. diventa difficile perché vedendo la classifica bene o male è considerato che il Sambiase probabilmente è destinato a fare play-out, ma ancora dovrà giocare con Acireale e Nissa, potrebbe prendere altri 6 punti. Il Licata idem perché ancora deve giocare con queste altre 2 squadre. Poi diventa difficile perché già domenica ci sarà lo spareggio, probabilmente Licata-Ragusa, Sì. che non sarà facile per entrambi. Sì. Certo. Mentre per quello che riguarda ovviamente il discorso campionato, domenica il Messina probabilmente ha il match point, visto che giocano in casa, Sì. probabilmente matematicamente se riuscissero a E vincere. credo che insomma assolutamente meritato, no? Per la qualità, la quantità dell'organico, l'organizzazione e gli obiettivi dichiarati già dalla prima giornata. Ma chiaramente è un gruppo di lavoro che ha già fatto campionati importanti, hanno gestito chiaramente il Milazzo negli altri anni, chiaramente avendo anche lo Monaco dietro che è un uomo di grandissima Supervisiona esperienza, tutto, no? chiaramente non hanno lasciato niente al caso, mentre il Cosenza ha vissuto qualche settimana particolare e probabilmente hanno pagato questo. Invece Gaspare, il tuo tra virgolette Palazzolo è vero che ho già perso ad Agropoli e ci può stare, visti i valori tecnici, però domenica ha la gara interna con il Ribera che tutto sommato è favorevole perché Ribera non ha più molto da chiedere a questo campionato, quindi sulla carta forse delle tre fra Ragusa, Palazzolo e Licata forse il Palazzolo è quello che ha più chance quantomeno di arrivare al sest'ultimo posto, Sì, per sì. quello che è il calendario. Sì, praticamente sì, il calendario domenica potrebbe essere a favore del Palazzolo, chiaramente penso che nessuno regalerà niente, il Ribera sarà lì ad andarsi a fare la propria partita, chiaramente troveranno una squadra che comunque è arrivata in classifica a 45 punti, potrebbe avere qualche motivazione inferiore sicuramente rispetto al Certo, Palazzolo. Gaspare, per questa esperienza qual è il tuo rammarico maggiore? Come mai non sei riuscito a portare a compimento questo progetto? Ma lo dicevo prima, chiaramente siamo partiti con grandissimo entusiasmo, poi chiaramente il campionato è difficile, noi l'obiettivo era quello di salvarti, di raggiungere una salvezza, poi le cose
non sono andati per come dovevano andare. Poi chiaramente la classifica si è fatta pesante, la società giustamente ha deciso di cambiare, ma bisogna prendere atto di questo, bisogna guardare avanti. Chiaramente il rammarico rimane perché a parte tutto sono molto legato alla piazza di Palazzolo, perché da giocatore avevo vinto un campionato, perciò avevo la stima, diciamo, un po' di tutti. Dell'ambiente, Ma è anche certo. giusto che quando nel momento in cui non arrivano i risultati l'allenatore deve prendere atto di quello che E accettare. Sicuramente, accettare. sicuramente. In classifica sottolineiamo che comunque il Noto settimana prossima non ha una partita facile, gioca contro il Gelbison, che comunque spera sempre in un piazzamento ottimo per la griglia dei playoff. Sì, sicuramente la Gelbison è una squadra di categoria, una squadra che comunque ha fatto un ottimo campionato. E chiaramente la griglia playoff potrebbe essere un traguardo, diciamo, importante. Anzi, a proposito di griglie playout e di playoff, scusami, di campionati importanti, c'è da fare un plauso al Città di Messina che si trova lì al terzo posto e ha dimostrato che comunque la società ha fatto un ottimo lavoro. Luca, ci sorprende, no? Il Città di Messina al terzo posto, il Messina in testa con la probabile vittoria del campionato. Insomma, Messina vive in questo momento da un periodo nero, adesso un periodo importante, Magico. anche in prospettiva probabilmente, no? Sì, è un periodo fortunato per la Città di Messina, due squadre che sicuramente la squadra di Lomonaco vincerà il campionato, mentre il Messina si piazzerà nella griglia playoff. Anche se io sono sempre per, cioè due squadre nei dilettanti, secondo me dell'incredibile. non ha senso, Sì, magari anch'io sono di farne questa idea, sono una d'accordo. forte in Sono Serie D d'accordo. o in C2, quello che sarà per il Messina, così le forze vanno tutte in una direzione. Anche se credo che il Messina sia quello che economicamente probabilmente ha degli obiettivi più dichiarati e più forti. Lo dicevamo prima, E quindi, con giustamente, lo Monaco sicuramente un altro tipo di mentalità. Diciamo che Luca ha toccato un tema ancora, secondo me, fra i messinesi, che scalda i cuori dei messinesi. Diciamo che sono due progetti diversi. Con lo Monaco c'è il sogno di Del andare, ritorno di nella andare serie avanti, importante. però c'è una parte di Messina che teme che se lo Monaco, come è probabile, tornerà a fare il dirigente a tempo pieno in Serie A, Messina possa diventare una società satellite. Allora c'è un pezzo di tifoseria che si ritrova, diciamo, nel progetto nato sulle ceneri, diciamo, della vecchia Peloro, Sì. del Camaro, esatto. C'è un pezzo non estesissimo, ma che crede in quel progetto. Però è anche vero che buona Però parte... il discorso Certo. che fa Luca non fa Però è un anche vero che buona parte della provincia messinese attualmente, insomma, in Sicilia è sicuramente quella che più degli altri sta investendo nel calcio. Molte squadre nel campionato di eccellenza, molte squadre nel campionato di promozione, tutte squadre anche di una certa qualità. Adesso c'è l'ascesa dell'Igea Virtus che, come ben sappiamo tutti, è stata una società che per molti anni ha disputato il campionato di Serie C, quindi la voglia di ritornare in un certo tipo di calcio, l'Orlandina che è ritornata adesso alla grande nel campionato di interregionale, per cui evidentemente c'è questa voglia in questa provincia, un po' ci manca questa cosa, siamo un po' In invidiosi. questo no? momento dobbiamo essere obiettivi, i messinesi sotto l'aspetto organizzativo ed economico ci sono superiori. È vero, benissimo. A questo punto mettiamo da parte il campionato di interregionale, proseguiamo il nostro programma e Lorena ci legge subito i risultati e poi subito a seguire del campionato di eccellenza, il girone A. Perfetto, vai. A San Cataldo, San Cataldese, Baieria 1-0. A Monreale batte Leonfortese 4-2. A Castelvetrano, Folgore e Selinunte, Mazzara 0-0. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Parmoval 1-1. A Cammarata, Camarat, Raffadali 2-1. A Marsala, Riviera Marmi 2-0. Ad Agrigento, Acragas, San Giovanni Gemini 2-1 e ad Alcamo, Valderice 0-2. Ha fatto le cose in grande l'Acragas, in questo senso ha dimostrato di essere una società seria, un gruppo importante e insomma anche in questa occasione in una partita che volendo contava poco per la sua personale classifica, ha fatto una partita importante e addirittura ha vinto contro un San Giovanni Gemini che indubbiamente in classifica era posizionato in una zona importante per acquistare anche posizioni importanti soprattutto in vista dei play-off. Ma guardiamo la classifica al completo. Primo in classifica troviamo Acragas con 68 punti, segue Atletico Campofranco 56, San Giovanni Gemini 54, Riviera Marmi 50,
Alcamo 44 punti, Raffadali 40, Camarat 39, Folgore Selinunte 38 punti, Leonfortese 37, Mazzara e Marsala 34 punti, San Cataldese 31, Parmoval e Monreale 30 punti, Valderice 29, ultima in classifica troviamo Bagheria con 24 punti. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Prossimo turno, domenica prossima, domenica 21 di aprile 2013. Questi gli incontri: si giocheranno Leonfortese Akragas, Riviera Marmi Alcamo, Raffadali Atletico Campofranco, San Giovanni Gemini Folgore Selinunte, Mazzara Camarat, Valderice Monreale, Parmoval San Cataldese e Bagheria Marsala. Allora, commento tecnico insieme ai nostri ospiti. Prima però diamo parola al nostro Carmelo. Ho detto bene, l'Akragas ha dimostrato di essere una società seria e si è andata a giocare la partita in maniera determinata, vincendola tra l'altro con una forza importante qual è sicuramente il San Giovanni Gemini. Non ha fatto sconti l'Akragas di Pino Rigoli, oggi ha giocato come se ancora non avesse centrato l'obiettivo promozione, ha vinto e convinto contro il San Giovanni Gemini, che ha provato a recuperare negli ultimi minuti siglando il gol della bandiera e poi tentando l'assalto finale, ma ormai la gara era compromessa. Tuttavia in zona play-out di questo passo falso del San Giovanni Gemini di Chico non approfittano le dirette concorrenti, ormai forse pensano già agli spareggi promozione. Infatti l'Atletico Campofranco non è andato oltre l'1-1 con il Parmoval, il Riviera Marmi addirittura ha perso 2-0 al Municipale di Marsala, e stesso discorso per l'Alcamo che fa un incredibile Arachiri in casa 2-0 con il Valderice, quindi già siamo in atmosfera playoff. Invece nella parte bassa della classifica sono 3 punti pesantissimi quelli ottenuti dalla San Cataldese in casa con il Bagheria, che condannano anche matematicamente il Bagheria a un immediato ritorno in promozione. È durata appena una stagione. Ecco, adesso abbiamo inquadrata la classifica, la possiamo rimettere, grazie, perché la volevo discutere un pochettino con i nostri ospiti. Beh, l'Akragas l'ho chiesto a tutti, lo chiedo anche a voi, credo che il suo è stato un cammino trionfale dalla prima giornata e guarda caso sino all'ultima, no? Perché oggi si è giocata una partita importante di calendario e non ha per niente sottovalutato l'incontro, a dimostrazione che insomma una società quando è seria credo lo dimostra a 360 gradi anche giocando una partita di questo genere. Sì, diciamo che ha dato esempio alle altre società, alle altre squadre, che comunque i campionati vanno onorati fino all'ultimo. Certo, chiaro. Ed è giusto che nella correttezza del campionato l'Akragas, ma d'altronde non poteva essere altrimenti, visto che comunque è una società molto seria e c'è un allenatore che obiettivamente per la categoria probabilmente è sprecato, perciò certo, non mi meraviglio di l'Akragas che sta puntando al ritorno in grande stile anche in prospettiva professionismo, no? Perché il prossimo anno nell'interregionale credo, e lo ha già dimostrato quest'anno, allestirà, dalle voci che arrivano dalle nostre parti, una squadra di una certa caratura. No, ma c'è anche da dire che l'anno prossimo con la riforma della Serie C, vincendo il campionato di D, praticamente ti trovi direttamente, diciamo, in C1, perciò chiaramente le società ambiziose che parteciperanno l'anno prossimo al campionato di Serie D probabilmente, avendo la possibilità di organizzarsi e di avere una certa disponibilità economica. Potrebbero trovarsi in Serie C, perciò sicuramente sarà un campionato stimolante, un po' anche per Pino Rigoli. Luca, qual è la squadra che ti ha deluso in questo girone A del campionato di eccellenza? Ma non lo so. Magari vediamo un attimo la classifica e così abbiamo un quadro più dettagliato. Io credo che sotto questo punto di vista qualche squadra palermitana avrebbe potuto fare un po' di più. Non so se... Un suggerimento per i nostri due ospiti ce l'ho, se vuoi. Okay. Un suggerimento, allora, anche perché è la più orientale fra le squadre del girone A, io credo che la delusione ufficiale sia la Leonfortese di Gaetano Mirto. Non so loro, Luca e Gaspare, cosa ne pensano. Ma io non Secondo so me come... hanno amici in squadra della Leonfortese. L'ho premesso, è la più orientale delle squadre del Ci sono girone molti A. giocatori catanesi. Esatto. L'allenatore era mio compagno di squadra, siamo Gaetano stati Mirko, compagni un anno, sì. Non so come erano partiti quest'estate, come le ambizioni della Le ambizioni società. erano notevoli, Però non negarlo. di fronte a Akragas, Campofranco, Alcamo, io non so Però come anche potevano Luca, competere. quando hai Cocimano, Concialdi, hai una squadra importante e imponente, ancora non sei neanche matematicamente salvo a un turno dalla fine.
Sì, questo sì, però forse non si Qualcosa non ha aspettavano, funzionato. non si aspettavano lo strapotere Io dell'Agragas. direi pure che comunque è il primo anno nel campionato d'eccellenza per la Leonfortese, quindi magari un anno di assestamento, Gaspare, non so se sei Sicuramente d'accordo anche una tu. neopromossa, una società che comunque è ambiziosa, chiaramente andare ad analizzare delle situazioni che tu non conosci non mi sembra neanche corretto. Certo. Chiaramente io sulla professionalità e sulla grande voglia di fare di Gaetano Mirto sicuramente non ho dubbi, però Beh, il miracolo sicuramente di un paio di anni fa penso è stato straordinario, sicuramente, no? perciò, Col perciò io Castiglione. sono convinto che se non ha raggiunto, come diceva Carmelo, la matematica per Poco la ci salvezza, manca. sicuramente lui saprà come tirarsi fuori. Adesso parola alla nostra Lorena Sì. perché parliamo del campionato d'eccellenza, ma parliamo del girone B. Sì. Risultati e poi la classifica. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca, AC Sant'Antonio 1-3. Ad Avola, Real Avola, Rosolini 0-3. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea, Comiso 2-1. A Vittoria Mazzarrà 1-0. A Piraino, Due Torri, Modica 1-3. A Gela, Atletico Gela, Orlandina 2-6. A Brolo, Tiger, San Gregorio 0-1 e a Mister Bianco, Taormina 1-1. È successo un po' di tutto in questo girone B del campionato di eccellenza, adesso tra poco lo commenteremo con i nostri ospiti e anche con Carmelo Puglisi. In classifica chiaramente sottolineiamo l'ennesima vittoria quasi da festeggiamenti per l'Orlandina che già da qualche settimana ha raggiunto il campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo Orlandina con 63 punti, segue Vittoria 55, Due Torri 51 punti, Nuova Igea 49, Modica 48 punti, Tiger 47, AC Sant'Antonio 46 punti, Mazzarrà, Mister Bianco e San Gregorio 38, Taormina 36, Real Avola 35 punti, Rosolini 25, Comiso 24, Atletico Gela 16, ultima in classifica troviamo Atletico Villafranca con 15 punti, ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Prossimo turno, chiaramente domenica prossima, ultima giornata del campionato, questi gli incontri: AC Sant'Antonio Atletico Gela, Modica Atletico Villafranca, San Gregorio Vittoria, Mazzarrà Due Torri, Comiso Mister Bianco, Orlandina Nuova Igea, Taormina Real Avola e si chiuderà con un quasi drammatico spareggio tra Rosolini e Tiger. Ho detto drammatico perché il Tiger oggi, perdendo in casa con un San Gregorio che probabilmente forse ha raggiunto la salvezza, ha perso in questo momento il treno dei playoff che un po' si sentiva in tasca. Carmelo. Lo ha perso decisamente in poche settimane fra l'eliminazione dalla Coppa e i playoff. Il Tiger di Bellinvia ha gettato a mare una stagione, ma andiamo con ordine, Ettore. Sì, perché è veramente successo di tutto. Le sorprese sono tre in questo penultimo turno del girone B di eccellenza. Il Rosolini che va a vincere 3-0 ad Avola e di fatto tiene ancora questo, quasi come un filo, ancora la zona play-out. Sì, la perché zona guardando salvezza. la classifica... se Adesso possiamo insomma con la possiamo classifica, andare. ma andiamo con ordine. 3-0. L'altra sorpresa invece in zona play-off è il Modica, che espugna Gliaca di Piraino superando per 3-1 il Due Torri e si assicura i play-off. E adesso vedremo anche il perché. La terza sorpresa è il San Gregorio, che praticamente conquista la salvezza. Non è ancora matematica, ma siamo Giocheranno in nell'ambito casa di col Vittoria che già matematicamente scontri al diretti secondo e posto. differenza reti, quindi anche qualora dovesse perdere col Vittoria, di fatto l'11 di Malaguarnera è già salvo. Oggi il San Gregorio ha espugnato Brolo 1-0 in una gara molto combattuta, molto accesa, con questi 3 punti che ai giallorossi e tennei valgono la salvezza. Allora, Adesso diamo un attimo un quadro se con vediamo la la classifica, ecco, se della possiamo regia ce la anche andare possiamo a mandare, vedere. eccola qua, guardiamo. Allora, il Tiger è di fatto praticamente fuori dai playoff, perché il Tiger non solo dovrebbe andare a vincere a Rosolini, ma dovrebbe sperare che il Modica perda o pareggi in casa con l'Atletico Villafranca, che è ultimo in classifica, E già quindi retrocesso. credo che sulla quasi carta impossibile.
Invece per quel che concerne la zona retrocessione, il Rosolini e Comiso formalmente ancora possono sperare nei playoff, più il Rosolini che dovrebbe andare a vincere a Taormina. Il Taormina ancora è l'ultima, forse nella parte, in quella parte bassa, che ha ancora bisogno di un punto. Praticamente Mister Bianco, San Gregorio e Mazzarrà sono praticamente già salve. Il Taormina necessita di un punto e nella prossima giornata il Bagicalupo arriverà all'Avola, che ha bisogno dei 3 punti per evitare il play-out diretto con il Rosolini. Praticamente bisogna camminare con una calcolatrice in mano o con gli appuntini, perché sennò veramente ci si perde. Però è la dimostrazione che è stato un campionato, soprattutto questo del girone B, accesissimo. Ogni partita è stata veramente una partita infuocata, dove si è giocato alla grande, e credo che faccia bene un po' a questo calcio dilettantistico questa voglia comunque di non mollare, di essere determinati. Gaspare, che ne pensi? Questo praticamente è il campionato di eccellenza, il girone B, che chiaramente ogni anno è la caratteristica di questo girone. Sicuramente un girone Però difficile. Gaspare l'anno scorso è stato noiosissimo, sia nella parte alta che nella parte bassa. Perché c'è stato lo strapotere di Città di Messina e Ragusa. Quest'anno invece è stato un bel campionato, proprio divertente a da parte, seguire. a parte la parentesi dello scorso anno, quest'anno comunque ve lo dimostra che siamo arrivati all'ultima giornata e ancora ci sono giochi aperti, tranne l'Ollandina che ha vinto il campionato e quelle in zona playoff da Vittoria e Due Torri. Chiaramente c'è da sottolineare la grande vittoria del Modica, che ha spugnato un campo difficile. Molto difficile. E da applausi anche il grande risultato del San Gregorio, che è andato a vincere in un campo sicuramente difficile. San Gregorio che all'inizio, Luca, dicevano, beh, sarà una squadra che soffrirà, ha vinto il campionato per il rotto della cuffia, insomma non aveva sicuramente una grande forza alle spalle dal punto di vista proprio del pensiero e dei giudizi degli addetti ai lavori. E invece Malaguarnera, Nicola, che salutiamo perché so che ci segue, ha fatto un lavoro straordinario. Nel nostro girone. Perfetto, io non lo volevo dire, l'hai detto tu che sei stato l'allenatore del Battiati quest'anno. Perfetto, quindi. Invece Nicola, io ho giocato con lui 3 anni fa proprio a San Gregorio, più o meno nello stesso gruppo di giovani che sono cresciuti, ha cambiato, cambia ogni anno una cosina, 2 cosine precise, e con questo gruppo è riuscito ad evitare pure i play-out, e lì ad agosto nessuno scommetteva sul San Gregorio. Però Luca, è sottile la differenza tra i campionati vincerli ed essere ripescati. Il San Gregorio, che il campionato l'ha vinto sul campo, ha trovato l'entusiasmo, invece vediamo quante difficoltà hanno avuto ad allestire in corsa le squadre. Quelli che Rosolini, sono stati ripescati. Atletico Gela, Villafranca. È giusta la nota, bravo Carmelo, è vero. Infatti, chi poi viene ripescato non ha quello scatto di entusiasmo che poi serve per questi campionati, no? Perché la molla in più per battere una concorrenza che chiaramente ogni domenica è sempre agguerrita. Benissimo, a questo punto dobbiamo aspettare la settimana prossima per conoscere i verdetti finali di questo girone B del campionato di eccellenza. Alla luce anche dei risultati di oggi, ultima nota, un plauso va fatto anche alla nuova Igea di Alacqua. Sì, è vero. Che in un clima di sorpresa generale aveva un compito relativamente facile con il Comiso, ma lo ha superato. Ed è praticamente, non ancora matematicamente, perché ancora il Tiger si può riagganciare, ma insomma anche calendario alla mano. Nuova Igea di cui parlano pochissimo tutti, però è lì nei playoff e secondo me potrebbe essere una mina vagante, questo è un mio pensiero. Benissimo, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Io congedo Gaspare, mentre invece Luca come al solito rimarrà, perché con lui parleremo del campionato di promozione. Però con Gaspare a questo punto dobbiamo fare una piccola nota, una stagione che comunque io credo per te sia stata importante, perché allenare nell'interregionale è sempre un'esperienza che migliora, cresce il bagaglio tecnico, a prescindere da quello che è il risultato poi finale. Progetti per il prossimo anno? Aspettiamo, insomma, voglia di rimettersi subito in gioco, credo, no? D'altronde per uno come me che ha vissuto il finale di calcio, da sempre, di calcio, chiaramente non vedo l'ora di riprendere squadra. Chiaramente so che non è facile, so che le società in questo momento grandi difficoltà economiche, specialmente nel catanese, comunque. Ma tu sai benissimo però che, forse se tu non lo sai te lo ricordo io, tutti gli allenatori che vengono qui a Penalty, ospiti, se per caso non hanno squadra, trovano subito la squadra o la prendono in corsa e salvano la squadra. Quindi la dimostrazione che portiamo bene. Allora, è di buon auspicio anche per te per la prossima stagione. Lo potevi dire prima, che sei di buon auspicio. Comunque ti ringrazio per l'invito. Grazie a te.
complimenti per la trasmissione, perché veramente è una trasmissione È un riferimento. importante, e quando vuoi sono a tua completa disposizione. Grazie, allora ti ospiteremo il prossimo anno, magari con una buona nuova squadra. Ti ringrazio. Buon lavoro. Grazie. Salutiamo a Carmelo Puglisi, come al solito sempre molto importante il suo contributo all'interno della nostra trasmissione con i campionati di eccellenza e di interregionale. Con lui ci vedremo la settimana prossima e chissà cosa succederà, no? Perché ancora è tutto aperto. Buona settimana a te e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, che facciamo adesso? Adesso andiamo in pubblicità e torniamo tra poco col campionato di promozione. Rientrati in studio, vi ricordo che questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, stagione che volge al termine tra ultime giornate della regular season, poi chiaramente scatteranno anche i playoff e i playout. E quindi ancora per un po' di settimane saremo in vostra compagnia ogni domenica sera a partire dalle ore 19, la replica nella tarda serata della stessa domenica e poi domani mattina, la giornata del lunedì mattina, dopo le 8. Allora, adesso in postazione non abbiamo più Carmelo Puglisi, ma abbiamo un altro, insomma, importante personaggio della nostra trasmissione, è un po' meno abbronzato di Carmelo, però va bene lo Un po' stesso. bianchino, diciamo. Alessio, ciao Alessio. Ciao Ettore. Ben ritrovato. Buonasera a tutti i telespettatori. Campionato di promozione, 4 gironi, e anche in questi 4 gironi è successo un po' di tutto, tra poco lo scopriremo, mentre invece dobbiamo subito scoprire l'altro ospite che si è aggiunto a mister Luca Di Gregorio, tra l'altro giocatore che ti appartiene, no? Perché insomma è nella rosa del tuo Sporting Battiati che così ben si è comportato in questo campionato. Parliamo con Ignazio Viglianisi. Ciao Ignazio. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie So che tra dell'invito. l'altro sei un federissimo di penalty, quindi siamo doppiamente contenti di averti ospite. Campionato di promozione, subito il girone A con i risultati e la classifica. A Corleone, Atletico Corleone, Canicattì 2-3. Aragona, Terrasini 3-0 a tavolino. A Salemi, Salemi Strasatti 3-1. A Trapani, Dattilo, Partinico Audace 1-3. A Carini, Carini batte Profavara 5-3. A Mazzara del Vallo, Campobello di Mazzara, Sciacca 4-1. A Mussomeli, Mussomeli Serra di Falco 3-3 e a Cianciana, Cianciana Scanderberg Piana 3-0 a tavolino. La classifica, come tutti già ben sanno, vede il Profavara ancora in testa, d'altra parte ha già vinto il campionato. Guardiamo la classifica e ci rendiamo conto sempre di più che comunque è stato un campionato abbastanza particolare, non tanto sulla vittoria poi finale del Profavara, ma insomma, dal comportamento delle altre squadre che hanno fatto gran bagarre, soprattutto nella zona playoff. Classifica. Prima in classifica troviamo Profavara con 68 punti, segue Serra di Falco 59, Canicattì 53 punti, Salemi 50, Sciacca 46, Carini 45, Cianciana 44 punti, Mussomeli 43, Dattilo 41 punti, Strasatti 40, Atletico Corleone ed Aragona 37 punti, Campobello di Mazzara 28, Partinico Audace 27 punti, Scanderbeck Piana 18 e Terrasini ritirato. Ricordiamo Campobello di Mazzara, Partinico Audace e Scanderbeck Piana un punto di penalizzazione. Alessio, oggi praticamente il Carini è andato a vincere con il Profavara 5-3. Io credo che insomma il Profavara ha un po' mollato Sì, sotto questo punto di vista. è solo una questione no? di motivazioni. Motivazioni, certo. Per il Carini, Chiamiamole tra l'altro, così, dai. i punti erano molto importanti anche per cercare di agganciare il treno dei playoff. A te il commento tecnico sul girone A. Sì, abbiamo già parlato del Profavara anche nelle settimane scorse che ha già vinto il campionato. Il discorso si decentra un po' sui playoff. Il Serra di Falco conquista già la finale playoff, evitando la semifinale contro lo Sciacca che non può più arrivare ad agganciarsi ai playoff. L'altra semifinale, quella certa, sarà disputata tra Canicattì e Salemi. Benissimo. Tra l'altro in questo girone, Luca, tu mi dici sempre che dobbiamo parlare di questo miracolo Canicattì, no? Con Falzone che è riuscito a risalire la china alla grande, no?
Sì, il mio amico Giovanni, che Giovanni, è che è stato veramente... il mio allenatore con la Gattopardo Con la e Gattopardo. a Enna soprattutto. Anche una parentesi con l'Atletico. Con l'Atletico, sì, mi portava in giro. Ha quando fatto un lui miracolo, cambiava. ha fatto Sì, un miracolo. l'ha presa, sì, era a metà classifica, ora è terza e matematicamente in finale playoff. Quindi lui riesce sempre È un grande fare motivatore, questi, sì, è un grande questi piccoli motivatore. miracoli È vero. sportivi. Certo. Proseguiamo adesso il girone B del campionato di promozione. A te Lorena. A Collesano, Cus Palermo 3-3. A Milazzo, Sacro Cuore Milazzo, Cefalù 3-2. A Palermo, Delfini Vergine Maria, Equip Palermo 4-1. A Galatin Mamertina, Igea Virtus 0-2. A Capodorlando, Rocca di Caprileone batte Montemaggiore 5-0. Artemio Viatore, Ciappazzi, Patti 7-4. A Termini Merese, Real Calcio Sant'Agata 2-2 e a Spadaforese batte Torregrotta 3-1. Certo che in questo girone B è successo di tutto e si concluderà praticamente domenica prossima con il big match tra la prima e la seconda. In testa in questo momento abbiamo il Rocca di Caprileone, ma solo sotto di 2 punti l'Igea Virtus. Chi vincerà? Beh, questo chiaramente lo scopriremo la prossima settimana. Diamo uno sguardo alla classifica però. Prima in classifica troviamo Rocca di Caprileone con 67 punti, segue Igea Virtus 65, Cefalù 62, Spadaforese 60, Sacro Cuore Milazzo 53 punti, Ciappazzi 44, Montemaggiore 38, Mamertina e Real Calcio 36 punti, Torregrotta e Cus Palermo 35, Sant'Agata e Delfini Vergine Maria 29 punti. Collesano 22, Equip Palermo e Patti ultimi in classifica con 11 punti. Ricordiamo Equip Palermo un punto di penalizzazione. Alessio, ho detto bene, settimana Sì. intensa per due squadre che sono state leader indiscusse di questo girone B e che si scontreranno con un incontro che si prepara sicuramente di grande rilevanza a giocarsi tutto in 90 minuti, un po' più sicuramente l'Igea Virtus perché è sotto di 2 punti, Certo. però la partita sarà sicuramente molto molto importante e di grande qualità. Assolutamente sì, il Rocca di Caprileone, capolista del girone B di promozione, oggi ha vinto per 5-0 contro il Montemaggiore, stessa vittoria anche per l'Igea Virtus che vince 2-0 contro il Mamertina. Come detto, la prossima settimana ci sarà il big match, Igea Virtus, Rocca di Caprileone, le due squadre si distanziano di soli 2 punti e da questo scontro non solo si potrà decidere la vittoria, la vincitrice del girone B di promozione, ma anche chi potrà disputare i playoff, anche perché il Sacro Cuore Milazzo, che è quinto in classifica, è appeso ad un filo per entrare nei playoff. Facciamo vedere la classifica? Sì, Girone sì, B sì. del campionato di promozione, così il pubblico da casa può avere un quadro ancora più dettagliato. Teoricamente Dicevi, Alessio? con lo scontro diretto Igea Virtus Rocca di Caprileone, se l'Igea Virtus dovesse perdere questo incontro, il Sacro Cuore di Milazzo, che giocherebbe a Palermo contro l'Equipe Comprensorio Palermo già retrocesso, potrebbe entrare nella griglia playoff perché il distacco di 10 punti si accorcerebbe. È vero. Per quanto riguarda invece la zona bassa, le ultime 3 sono già retrocesse, i play-out saranno Sant'Agata contro Delfini Vergine Maria, verdetto già definitivo. Benissimo, io voglio sentire un parere veloce anche dei nostri ospiti. Allora Luca, che scontro, che partita che ci sarà nel Messinese settimana Partita da prossima? seguire a Barcellona, A Barcellona. credo, quindi l'Igea avrà dalla sua il fattore campo, quindi è favorito forse Sì. da questo, però è una partita apertissima. Quindi, Il Rocca di Caprileone però ha fatto un campionato sì, straordinario. l'ho seguito, Diamo, continuo. Non ha... diamo a Cesare quel che è di Sì, Cesare, quindi perché ha fatto un campionato continuo. È una vera finale domenica. Certo. Beh, sono partite che uno insomma vorrebbe giocare, no Ignazio? Sono partite che
benissimo il girone, però dico che le squadre messinesi quest'anno hanno veramente sì, furoreggiato. Infatti sono soltanto loro due che si stanno giocando insomma, la possibilità di andare direttamente in eccellenza, perché per esempio il Cefalù è ormai abbondantemente distaccato ed è già fuori. Bene, sono partite che comunque consigliamo sempre di vivere a 360 gradi, perché l'atmosfera nel calcio dilettantistico, quando raggiunge questa intensità, fa piacere, dà forza anche a chi la deve giocare in questo senso. È il momento di parlare adesso del girone C del campionato di promozione, subito risultati e classifica. Nicosia, Enna 3-0 a tavolino. A Giarre, Real Giarre, Fiume Freddese 3-0. A Belpasso batte Pistonina 2-1. A Calascibetta, San Sebastiano, Randazzo 0-0. A Messina, Riviera dello Stretto, Real Belpassese 0-3. A Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme, Real Santa Venerina 1-0. A Nissoria, Agira Nissoria, Troina 0-0 e riposa Via Grande. Anche in questo girone grande insomma, bagarre nella zona alta della classifica. Anche in questa occasione scopriremo i risultati della prossima settimana, che potrebbero essere anche quelli decisivi per la classifica conclusiva. In testa in questo momento il San Sebastiano, ma guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo San Sebastiano con 59 punti, segue Real Giarre 56, Via Grande e Real Belpassese 55, Randazzo 52, Pistonina 50, Fiume Freddese e Belpasso 39 punti, Troina 35, Sporting Insieme 33, Agira Nissoria 28 punti, Riviera dello Stretto 24 punti, Nicosia 19 e Real Santa Venerina 16 punti. Ricordiamo Enna e Scommettendo escluse dal campionato dopo 4 rinunce. Perfetto, Alessio, commento tecnico su questo girone. Tra l'altro dopo la pubblicità avremo modo anche di avere qui il presidente della Real Giarre, il signor Di Martino, quindi capiremo anche bene o male quali sono gli obiettivi dopo tutto quello che è successo qualche settimana fa. A te. Vabbè, obiettivi che possono ancora essere quelli della promozione, anche perché il Real Giarre, seppur è staccato dalla San Sebastiano di 3 punti, può ancora agganciare la vetta, anche perché considerando che oggi la San Sebastiano ha pareggiato 0-0 con il Randazzo, il Real Giarre ha vinto 3-0 contro la Fiume Freddese, il distacco è rimasto di 3 punti, ma la prossima giornata già il San Sebastiano giocherà in trasferta contro il Pistonina, campo ostico, e c'è da capire quali siano le motivazioni del Pistonina, ma sicuramente ha tutte le carte in regola per insidiare la corsa del San Sebastiano. Real Giarre invece, che sarà ospite della Real Belpassese, che è terza in classifica, anche questo è un big match, e la Real Belpassese dal canto suo ha le motivazioni di agguantare quantomeno il secondo posto per piazzarsi in un posto più consono nella griglia playoff. Insomma, anche la prossima settimana questo girone ci regalerà delle emozioni. Tra l'altro questo girone è quello più equilibrato ed è l'unico girone dove si disputeranno tutti i playoff. Oh, meglio, così ci sono più partite e ci si diverte di più. Allora, facciamo un po' il punto della situazione in questo girone. Il San Sebastiano era contro tutti i pronostici, poi alla fine insomma, ha dimostrato di avere una grande qualità. Ignazio. sì, e invece poi alla fine ce l'ha fatta il San Sebastiano. Anche se credo che forse Manca... in corsa il Via Grande poteva fare di più quest'anno. Sì, diciamo che è una squadra fatta di giovani, ben organizzata. Sì, ma diciamo che è sempre fatta da giovani, da un paio di anni. Adesso questi giovani un po' di esperienza ce l'hanno. Sì, vabbè, sono cresciuti, adesso si conoscono. Adesso si conoscono a memoria, Si questo è conoscono a vero. memoria, hanno disputato un grande campionato. Sono i miei ex compagni di squadra. Io per questo a te ti ho voluto fare questa domanda, perché li Onore conosci a loro, bene. hanno disputato un grande campionato. Però ancora sono in corsa. Sì, io non posso che augurargli il meglio. Perfetto. Invece Luca, Real Giarre, tra poco parleremo anche con il presidente, Real Giarre che forse ha perso qualche punto strada facendo, lo stesso Via Grande ha perso qualche punto strada facendo, Sì, la Real Belpassese che si è ripresa in corsa, è stato un campionato Allora, strano. Se tu metti d'estate i favori del pronostico erano per il Via Grande, per il Grande. Belpasso, Sì. che poi ha perso terreno.
il Giarre era una squadra ripescata e secondo me ha fatto un gran campionato alla fine. Chiaro. Quindi c'è questa sorpresa San Sebastiano che porta la città di Enna, che purtroppo Finalmente, è rimasta dico, senza ritorna un calcio. po' in auge. San Sebastiano, che praticamente Calascibetta Sì. è attaccata a Enna, e riporterà un po' di calcio in quelle zone lì. Meno male, perché insomma Enna Domenica, senza calcio sì, che conta basta un punto, ha credo, dell'incredibile. domenica a Messina Sì, e vince il è campionato. vero. Allora, io volevo congedare Ignazio perché dovrà far posto al presidente del Giarre, però con Ignazio voglio parlare della sua stagione con lo Sporting Battiati, perché è stata una stagione comunque positiva per la squadra, un po' meno per te con l'infortunio, ma ti sei ripreso adesso, no? Ho avuto questo brutto incidente quest'anno. Il prossimo anno così. allora ritornerete e ritornerai in forza per Sì, cercare ma di fare forse un cambio Già lo di faccio volta. da 5-6 partite. Da 5-6 partite, questo lo so. questa parte. Però pian pianino dico Il rientra. presidente ci aveva chiesto la salvezza. L'avete raggiunta. L'abbiamo quasi raggiunta, adesso manca soltanto la matematica. Adesso ti faccio una domanda cattiva col mister qua vicino. Il primo anno di Luca Di Gregorio come allenatore, come è andato? Più che positivo. Più che positivo. Più che positivo. Vabbè, quindi partita assicurata la settimana prossima. No, sto scherzando. Allora ti auguriamo una pronta guarigione definitiva, in modo che così il prossimo anno stagione piena già dalla prima giornata. Grazie per essere auguro. stato con noi. Grazie a voi. Luca Di Gregorio rimane perché adesso arriverà il presidente del Giarre. Ci fermiamo per la pubblicità, Sì. perché poi dopo chiuderemo il campionato di promozione insieme ad Alessio per parlare del girone D, dove c'è anche lo Sporting Battiati. A tra poco. Perfetto. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Stiamo parlando adesso del campionato di promozione e ci ha raggiunto il presidente del Real Giarre, Giovanni Di Martino. Buonasera presidente. Buonasera a tutti Ben voi. trovato a Penalty, so che lei ci Grazie. segue, siamo sempre molto contenti. Con lui parleremo anche di questa bella stagione del Giarre, a prescindere dalle varie situazioni che sono successe nelle ultime settimane. Tra l'altro ho sentito che qualche minuto fa anche lo stesso Luca Di Gregorio gli ha fatto i complimenti, perché la stagione comunque, e dovete ancora completarla, è stata una stagione memorabile. Partita dopo partita. A Giarre mancava questa voglia di Sì, ritornare ancora una volta a far parlare di sé. Allora, girone D del campionato di promozione, subito i risultati e poi la classifica. A Caltagirone, Città di Augusta 3-0 a Tavolino. A Mascalucia, San Pio X batte Mascalucia 5-0. A Siracusa, Rarinantes Scordia 3-3. A Scicli, Ellenica 1-1. Ad Acicatena, Aci San Filippo, Real Ragusa 3-2. A Niscemi, Real Niscemi, Sant'Angelo Licata 0-6. A Siracusa, Enzo Grasso batte Santa Croce 3-2. E a Catania, Atletico Catania, Sporting Battiati 2-0. In questo girone D del campionato di promozione continua la lotta sino all'ultima giornata tra la squadra di Scordia e la San Pio. Come finirà? Chiaramente lo scopriremo l'ultima giornata, domenica prossima. Diamo adesso il punto della situazione con la lettura della classifica di questa 29esima giornata. In vetta troviamo Scordia con 68 punti, segue San Pio X 67, Città di Augusta 53, Enzo Grasso 51, Atletico Catania 47 punti, Real Ragusa 45, Aci San Filippo 43, Scicli 42, Santa Croce 40, Sporting Battiati e Sant'Angelo Licata 39 punti, Rarinantes 24, Ellenica 28, Caltagirone 27, Mascalucia 16, ultima in classifica troviamo Real Niscemi con 2 punti. Ricordiamo Atletico Catania, Mascalucia e Real Niscemi 1 punto di penalizzazione. Beh, diciamo pure che guardando il calendario, Alessio, io credo che comunque i giochi sono un po' fatti. Dacci un po' il commento. Allora, lo Scordia oggi aveva l'obiettivo di non perdere. A Siracusa infatti ha fatto 3-3 contro la Rarinantes e mantiene un punto di distacco sulla San Pio.
Lo Scordia la prossima settimana affronterà il già retrocesso Real Niscemi in casa con soli 2 punti in classifica, quindi diciamo che ha pronosticato già la promozione. Diciamo al 99,9% i giochi sono quasi fatti. Diciamo anche quasi al 100%. Quello non si può dire perché il calcio, e qui il Presidente ce lo deve giustamente confermare, il calcio è una matematica e la matematica dice che ancora potenzialmente può succedere di tutto. Sì, è vero. La San Pio comunque ha conquistato anche la finale di playoff, Sì. tra l'altro contro la vincitrice del girone C, in quanto ha distaccato Attualmente con questa anche classifica. definitivamente, anche perché il Città di Augusta oggi non si è presentato, ha avuto un punto di penalizzazione. Sì, ma se la San Pio vince il girone non fa i playoff. Certo, vabbè, in ogni caso o la San Pio o lo Scordia Certo, o la San vanno Pio alla o finale lo contro la... Scordia. Sì. No, perché dobbiamo parlare di matematica, allora certo, giustamente dobbiamo essere giusto. sotto questo Tra l'altro punto. oggi sono stato a vedere anche la partita tra Atletico Catania e lo Sporting Battiati di E qui c'è il Di mister Gregorio, adesso, il Battiati. finita 2-0, un piccolo appunto sulle 2 reti dell'Atletico Catania siglate da Giuffrida al 56esimo e al 92esimo da Intravaglia, però tralasciando l'aspetto tecnico mi piace sottolineare anche la sportività tra le 2 squadre e anche il gesto di alcuni tifosi dell'Atletico Catania che poco prima della partita hanno regalato una sciarpa dell'Atletico a mister Luca Di Gregorio. Oh, bene, bene. Luca, raccontaci allora questo episodio che è emozionante, no? Per te che insomma per molti anni hai vissuto la stagione all'Atletico, tra l'altro anche una personalmente con me, mi ricordo. 4 stagioni indimenticabili. Certo. Abbiamo fatto dei bei campionati, quindi oggi è stato un gesto che ho apprezzato molto e sono contento che i ragazzi ancora si ricordano di te. me e delle mie reti soprattutto. Tra l'altro il primo anno in eccellenza, il 2001-2002 se non erro, è stato l'anno forse più importante. Di Gregorio faceva coppia con Bracciolano ed è stato il capocannoniere del girone di eccellenza se non sbaglio. Sì, Luca. 18 gol. 18 gol e giocava l'Atletico al Cibali. È Cibali, vero, me lo ricordo molto molto bene. E comunque parliamoci chiaro, questa è stata una stagione positiva. Sì, per me Adesso è la ritorniamo prima, a dirlo, però credo che sia fondamentale sottolinearlo. un'esperienza positiva, bellissima come Chi ti ha prima da deluso in allenatore. questo girone? Ma Qual è la squadra che ti ha deluso un po' di più? Ma delusioni, non lo so se forse sempre parliamo di argomenti estivi, no? Sì. D'estate si parla, quella vince, quella fa. La C San Filippo era attrezzata per vincere il campionato, forse si aspettava di essere nell'altro girone, Il no? Santa Croce che Il forse Santa poteva fare Croce, qualcosa di più. sì, ha una squadra attrezzata, solo che questo girone secondo me rispetto all'altro è stato un po' più duro, ecco, lì è un po' falsato perché 2 squadre che praticamente si ritirano subito, non è una cosa giusta, non danno... Il Città di Augusta è stata una delusione, L'Augusta perché oggi c'è stato non si per un presenta. periodo insomma quasi a cercare di vincerlo questo girone e poi alla fine ha mollato oggi in non si maniera presenta forte. perché quest'ora potevamo essere salvi stasera con Certo. la matematica e non si presenta da Caltagirone, quindi sono un po' falsati, ecco, questi campionati. Lasciano dei dubbi. Soprattutto per chi è organizzato, per chi spende qualcosa in più, no? Come il presidente, per chi fa dei sacrifici. Questa è l'unica nota stonata. È vero. Luca, ma forse ad inizio stagione tra Scordia e San Pio X tu su chi avresti scommesso? Ma io all'inizio, come tutti, guardando l'organico, era la San Pio. La San Pio. Poi la continuità e Anche il carattere forte Il di grande lavoro di Serafino. Serafino, Sì, sì. secondo me alla lunga ha vinto anche per questo motivo. Ecco. È vero, è vero. Voglio fare un passo indietro adesso e poi dopo andremo anche in pubblicità. Presidente Di Martino, girone C del campionato di promozione, questo Real Jar che oggi ha vinto alla grande, devo dire in maniera forte contro una Fiume Freddese, sì, che aveva poco da dire in questo campionato, però come diciamo sempre, è sempre una partita che si deve vincere. Guarda, no? sono sempre 11 giocatori che Ecco, scendono in campo. per cui, insomma, caricati non sta dal scritto loro niente allenatore. prima. Ognuno non vuol fare brutta figura, ce la mette tutta, ma mi credo, noi dopo i fattacci di Riviera abbiamo ricaricato le batterie e siamo sempre più tosti in campo e diciamo, mettiamo più energie, mettiamo più testa. Dobbiamo questo momento credo che sia moltiplicare le forze, fondamentale. stiamo moltiplicando le forze. Certo. Io vedo che i miei ragazzi
prima giocavano, ma ora giocano, fanno un 150% rispetto a prima. Hanno Sì, ancora perché guardi, questa più situazione cattiveria. a noi ci ha penalizzato tantissimo e allora i ragazzi, siccome hanno la coscienza a posto, dice noi questo campionato dobbiamo dire la nostra. Questo può essere sicuramente uno spunto in più per essere poi ancora più Sì, forti sì, e sì, determinati nei playoff, anche se ancora guardando il calendario non è detta l'ultima parola, perché comunque è anche vero che la San Sebastiano andrà a fare una partita difficile, credo, nel campo della Pistunina. Guardi, io dico sempre che noi dobbiamo giocare partita dopo partita, ne sono passate 30, 29. L'ultima la facciamo domenica prossima. Ho detto sempre, non facciamo tabelle, cose, facciamo solo partita dopo partita. Benissimo. No, giochiamo, io non guardo mai le altre perché ognuno ha il suo campionato, noi l'abbiamo impostato così. Lei pensa che noi a Via Grande abbiamo pareggiato 0-0, mancavano 6 titolari importanti, perché nell'urna sono stati scelti poi, manco farlo a caso, i migliori. E quindi, L'arbitro quando ha scelto nell'urna di chi squalificare. se vi dovevano penalizzare, Sì, hanno scelto la i strada migliori. migliore. Però abbiamo una panchina lunga, grazie a Dio in Bene, estate bene. abbiamo anche pensato a questo. Presidente, lei rimane qui perché Sì, sì, avremo modo ancora di chiacchierare, mentre invece congediamo Luca Di Gregorio. Complimenti per la stagione, complimenti chiaramente per tutto quello che hai fatto, anche per una società che veniva da un ripescaggio e che quindi non aveva sicuramente grandi credenziali ad inizio stagione, invece poi tu pian pianino, domenica dopo domenica, io so che sei una persona tenace, quindi l'hai dimostrato anche facendo l'allenatore. Sì, grazie anche al mio staff, Certo. oltre ai ragazzi, sicuramente abbiamo raggiunto, manca ormai la matematica Matematica, sempre sì. al solito, e domenica speriamo di festeggiare definitivamente. Benissimo, allora Se mi concede un sì. minuto, volevo dare anche un saluto da parte della città di Giare, che sapevano che c'era Luca Di Gregorio e i ragazzi mi hanno detto se portavo un saluto a Luca, indimenticato bomber degli anni d'oro. Ovunque è andato, Luca insomma, ha lasciato un È stato segno. sempre No? un grande. Serata di ricordi. Grande giocatore, corretto in campo e Intelligente, anche fuori, è tatticamente intelligente e internazionale. e anche, io dico sempre, anche un po' sfortunato perché avrebbe potuto fare molto di più, però nella vita certe volte il destino ti porta a fare un percorso anziché un altro. Ringrazio il Presidente, naturalmente, e i tifosi, gli auguro di vincere Il campionato. se non il campionato direttamente con I la playoff. finale Grazie. playoff. Perfetto, grazie a Luca Di Gregorio e grazie anche ad Alessio che rivedremo la prossima settimana, chiaramente con questa ultima giornata che si presenta scoppiettante. Grazie a voi, a domenica prossima. Perfetto, noi che facciamo? Io mando la pubblicità e nel frattempo vi saluto anch'io e ci vediamo Perfetto. domenica prossima. Benissimo, rimarrò da solo però con gli ospiti, tra poco. Siamo adesso arrivati al campionato di prima categoria, salutiamo La penaltina. la penaltina, no non è una penaltina, è il nostro Mi hai fatto Dario. venire qua dicendo che devo fare la penaltina. Sì, vabbè, ma insomma, stiamo scherzando, ci mancherebbe. Preferisco sicuramente Lorena e Giada sotto questo punto di vista. Vabbè. Ma non soltanto io, anche gli sportivi siciliani. Vabbè, ti credo, va bene. Va questa bene, volta. allora Dario Giuffrida per parlare di seconda categoria, molti playoff praticamente. Sì, si conclude la stagione. E infatti, in postazione invece abbiamo il nostro Luca Loisi che ci parlerà subito della prima categoria, però prima vado a salutare l'ospite che ci ha raggiunto al posto di Luca Di Gregorio che ci ha lasciato qualche istante fa, ovvero Alfio Barbagallo, allenatore di un Piganello miracolo direi, perché prima parte da dimenticare, sei venuto qui, ti abbiamo portato fortuna, hai stravinto molte partite, hai salvato la squadra, quindi un plauso Presidente, perché quando ci sono queste belle realtà dove puntualmente ogni settimana con i problemi di campo, perché ce li hanno, riescono a fare i miracoli, sono sempre ben accetti, non so se lei è d'accordo. Ma questi sono eroi. Sono eroi, ecco, la parola giusta è eroi. Perfetto. Allora, subito i risultati della prima categoria insieme a Luca, così poi parleremo anche con i nostri Sì, ospiti. prima categoria che ha visto oggi giocare 3 gironi, l'ultima giornata di campionato, mentre per 5 gironi già sono iniziati i playoff e i playout. Cominciamo dai 3 gironi che vedevano l'ultima giornata di campionato, in particolare dal girone A, il girone trapanese, dove c'era una giornata molto importante perché si decideva il primo posto nello scontro diretto tra Castellammare e Favignana, scontro diretto che è stato vinto dalla capolista Castellammare
Castellammare, 1-0 sul Favignana, decide un gol nella ripresa che permette quindi alla squadra di Castellammare del Golfo di salire in promozione, categoria che quest'anno alla quale ha rinunciato, perché il Castellammare l'anno scorso militava in eccellenza, è retrocesso ai play-out in promozione e ha deciso di non iscriversi in promozione per fare la prima categoria e ora è salito in È promozione. incredibile, Presidente, succede anche questo. Castagna. Infatti, che ha rinunciato e poi ha fatto un altro campionato. Una giornata che era importante anche per la zona bassa, dove però non ci sono state molte sorprese, infatti hanno vinto tutte e tre le squadre in zona salvezza, col Calatafimi che vincendo 4-2 sul campo della Iatina ha ottenuto la salvezza diretta, mentre ai play-out andranno l'Atletico Erice che ha vinto a tavolino sul campo del Bonagia, che in settimana, un po' di distrazione, non hanno letto il comunicato della Lega che cambiava l'orario alle 13:15, si sono presentati per Non la è partita possibile. alle 16 e hanno perso a tavolino. Allora, questo è il vero calcio dilettantistico. Mi piace, mi dispiace per questa cosa, però ci fa capire il valore del dilettantesimo. Fa parlare, infatti. Così Vai. l'Atletico Erice ha la possibilità di giocare il play-out in casa contro lo Sparta Palermo, per la quale è stata inutile la vittoria per 8-5 sul Lampedusa. Passiamo al girone C, il girone messinese, anche qui si doveva decidere il primo posto e la promozione è andata alla Sant'Angiolese, a cui è bastato lo 0-0 nel derby di Brolo per avere la meglio sul Sinagra, che col 2-0 al Bastione del Mela si è avvicinato a un punto, ma ormai è troppo tardi per sperare nella promozione diretta. Andrà quindi il Sinagra ai playoff direttamente in finale, dove affronterà la vincente della semifinale di Brolo tra la Futura e l'Aquila. Aquila che ha raggiunto in extremis i playoff vincendo 1-0 lo scontro diretto a San Piero Patti contro l'Iniziativa. In coda l'Oliveri era ormai sicuro di disputare il play-out in trasferta, si doveva decidere l'altra posizione play-out, scontro diretto tra Virtus Capodorlando e Sfarandina, vittoria 7-1 dei padroni di casa che scavalcano la Sfarandina e la costringono quindi al play-out da giocare in casa sul terreno di Castellumberto. Adesso ci dovrebbe essere l'altro girone, l'ultimo, Sì, di prima categoria, che conclude praticamente la regular season, perché Sì. poi gli altri si sono già disputati I come playoff, playoff. sì. Il girone D dove invece lo Sporting Tormino aveva già ottenuto la promozione da diverse settimane. La lotta era concentrata per il secondo posto col Santa Teresa che grazie al 5-1 rifilato alla Promende ottiene la seconda posizione e quindi la possibilità di disputare direttamente la finale playoff sul terreno amico. In semifinale invece si affronteranno la Ghibellina, inutile 4-0 alla Desport Gaggi, e il Furci che vincendo 2-1 a Pellegrino ha mantenuto i 9 punti di distacco dalla Ghibellina, quindi riuscendo in extremis ad acciuffare la semifinale playoff. In coda, scontro diretto anche qui per i play-out tra Mediterranea Nizza e Messina Sud, vittoria 2-0 dei padroni di casa che sorpassano il Messina Sud in classifica e la settimana prossima la partita si rigiocherà e stavolta vale la salvezza diretta. Perfetto, adesso parliamo dei playoff che si sono disputati, Sì. così capiremo anche bene o male quale sarà la griglia definitiva, no, per le finali. Sì, partiamo dal girone B. Il girone B vedeva una sola partita di semifinale playoff, quella di Acquedolci, dove l'Acquedolcese ha fatto valere il fattore campo battendo per 2-1 il Campo Felice. Acquedolcese che così si qualifica per la finale che disputerà sul campo del Città di Casteldaccio che aveva concluso la stagione regolare in seconda posizione. Ricordiamo che in caso di parità si andrà ai tempi supplementari e in caso di ulteriore parità passerà la squadra meglio classificata alla fine della stagione regolare. Si è giocata anche la sfida di play-out tra i Rangers Palermo e il Città di Sant'Agata, vittoria 3-2 dei padroni di casa col Città di Sant'Agata che quindi termina nel peggiore dei modi una stagione abbastanza travagliata. Passiamo invece ai gironi quelli più vicini a noi, i gironi di Catania. Cominciamo dal girone E dove c'è una sorpresa e un risultato che premia la squadra che giocava in casa, ovvero l'Atletico Pedara che si impone per 2-1 sul Gravina e così si qualifica per la finale dove affronterà il Trecastagni che è riuscito nell'impresa di vincere 2-1 sul campo del Valverde. Così finale che si giocherà a Pedara tra Atletico Pedara e Trecastagni, una finale abbastanza equilibrata con il Trecastagni che ha fatto un ottimo girone di ritorno e non sarebbe una grossa sorpresa se riuscisse anche a vincere la finale. Tra l'altro un derby che hanno giocato i nostri ospiti qualche settimana Sì. fa qui, no? I due mister, Sì, i due mister che sono stati i nostri ospiti. Facciamo rivedere di nuovo questo cartello con i playoff perché così voglio parlarne anche con i nostri ospiti. Atletico Pedara che è stato molto lineare in questa stagione, ha battuto un Gravina che ha una storicità importante, però spesso e volentieri non è la storicità che ti porta a vincere le partite. Se c'è l'entusiasmo come ad esempio a Pedara è di buon auspicio anche come voi in fondo, no? Io posso dire che l'Atletico Pedara noi l'abbiamo incontrato l'anno scorso in prima categoria quando ci chiamavamo in essa. Sì. E guardi,
Il giorno di ritorno noi ci eravamo attrezzati, l'abbiamo battuti, però non era una squadra trascendentale. Quest'anno hanno fatto una campagna di acquisti importante. Però quest'anno hanno rifondato tutta la società, Sì. hanno preso giocatori importanti e questo è il giusto merito perché hanno speso dei soldini e allora... Investimenti fondamentali per cercare di fare risultati. sicuramente. È vero. Mentre invece con Alfio, questo scontro Trecastagni-Valverde, che sino all'ultimo insomma sono stati in posizioni importanti, poi alla fine si sono giocati purtroppo tutto in una stagione. Sì, ma partiamo dal presupposto che il Trecastagni, vero è che in classifica in regular season non si era classificato fra le primissime posizioni, però vanta Tradizione. ma comunque mi pare che sono arrivate delle persone a dicembre che per questo tipo di categoria sono persone assai importanti, cioè Cirino Russo mi sembra di Sì. di ricordarmi, un ragazzo che per la prima categoria come attaccanti probabilmente ce n'è pochi. È allenato da Fabrizio Vezzosi, un ragazzo che comunque ha sempre lavorato in categorie un attimino più alte rispetto alla prima categoria, pertanto tradizione e questi innesti. Femiano. Hanno fatto gente gruppo. che Valverde, l'amico Giovanni Carofolo, fa un lavoro straordinario perché In questo caso ha fatto un miracolo, no? se li porta da quando erano ragazzini, molti Sì. di questi ragazzi che li allenava quando era nel Pro Catania. Elio Garozzo stesso hanno un progetto diverso, Sì. l'hanno raggiunti i playoff facendo la programmazione, quindi spendendo probabilmente molto meno rispetto Sì, a tante giusto, altre Alfio, società. bravo. Però facendo programmazione sono arrivati nei playoff, quindi meritevoli di un plauso perché è difficile in queste categorie Chiaro. fare questo tipo di lavoro. Chiaro. E Sarà comunque probabilmente- una finale importante. Eh sì, perché Atletico qualche Pedara, fatto Valverde. derby del Pedemontano, no? Infatti. Particolare. Infatti. Luca, Sì. proseguiamo. Nel girone si giocava anche la sfida play-out da Cicatene tra DAC e San Giovanni La Punta. La partita è stata sospesa a circa 20 minuti dalla fine perché sono San andati. Giovanni La Sono Punta andati via, si è sì. ritirato. Sì. È rimasto in 8 uomini, hanno contestato in particolare il No, guardalinea. non è possibile. Tra l'altro sul 2-0? Sul 2-0 ma in 8 contro 11. Vabbè, ok. Mai mollare, mai lasciare il campo, giusto Presidente? Mai. Non capisco questo. Rispettare gli impegni. Infatti, rispettare l'impegno. Vai, Luca. Passiamo all'altro girone del Catanese, quello del girone F, dove nella semifinale lo Sporting Barriera riesce a sbarazzarsi con un netto 4-1 della Barrese e così si qualifica per la finale playoff, finale tutta catanese con la Massiminiana. Probabilmente si giocherà sabato al Paratore alle 14:45. Con la Massiminiana che però parte dal vantaggio del doppio risultato in quanto si è classificata seconda mentre il Barriere è arrivato terzo. Nei play-out? Nei play-out è arrivata la sorpresa perché il Ramacca ha compiuto l'impresa riuscendo a vincere per 2-1 sul campo dello Sporting Catena Nuova. Dopo che lo Sporting Catena Nuova è arrivato nei play-out all'ultima giornata, è stato scavalcato in classifica, aveva anche un 7-8 punti di vantaggio sul Ramacca, nel play-out è successa la sorpresa e il Ramacca si è salvato. Quindi i Ramacca erano nel tuo girone, Sì, Alfio, sì, giusto? tutti Cioè i e due Ramacca che sembravano un po', insomma, Allora, è non una dico accampati perché vorrebbe... No, accampati no, però- anzi anche lì è abbastanza particolare il discorso perché... Scusate, ho sbagliato il termine, accampati è una parola bruttissima per una squadra, non No, ma volevo anche, mancare di per rispetto. carità, io ci li ho venga a dire. incontrati... Però non mi sembravano... La squadra era fatta di ragazzini, infatti, 94, 95, sì, sì. 96. E vi dico la verità, non me l'aspettavo, Neanche perché il io. Catenanova l'ho incontrato... Vabbè, evidentemente hanno messo quella Sì, determinazione infatti, fondamentale. ma poi Catenanova in casa, gente di categoria, da un po' di tempo in prima categoria. Il calcio è anche Strane questo. le cose, Il strane, calcio è anche questo. stranissime. Proseguiamo. Proseguiamo col girone G, il girone Siracusano-Ragusano, dove nella semifinale playoff il Città di Canicattini riesce a vincere per 1-0 sul Marina di Ragusa, ottenendo così l'accesso alla finale playoff e quindi riprova dopo la delusione della passata stagione il suo cammino nei playoff per centrare la promozione. Città di Canicattini che ora dovrà vedersela a Santa Croce Camerina contro la nuova Camarinense classificatasi seconda nella regular season. Non si è giocato ancora il play-out perché due squadre, Pachino e Perscicli, erano arrivate a pari punti all'ultimo posto. C'è stato bisogno di uno spareggio sul neutro di Ragusa, partita che nei tempi regolamentari è finita 3-3, supplementari senza storia, 6-3 per il Pachino che ora si giocherà la salvezza nel play-out a Noto contro l'Anetina. Concludiamo con il girone H che vedeva lo Sporting Ragalmuto aspettare l'avversaria che doveva uscire dalla semifinale di Porto Empedocle tra l'Accademia Empedoclina e Milena. Una partita che non si è sbloccata nei 120 minuti, 0-0 il risultato finale, così viene premiata la terza posizione dell'Accademia Empedoclina che ora giocherà appunto a Ragalmuto contro lo Sporting l'accesso per lo spareggio poi con la vincente del girone G.
Nel play-out il Rocca Palumba fa valere il fattore campo, si impone 2-1 sull'Atletico Caltanissetta e condanna Nisseni alla retrocessione in seconda categoria. Allora, Presidente, guardando un po' la tabella dei playoff e playout, un po' di paura c'è, perché comunque è sempre una partita, un terno al lotto, no? Si rischia veramente di giocarsi un'intera stagione, a prescindere dalla posizione che si arriva in classifica, è sempre veramente un terno al lotto. Però con la nuova riforma, che non ci sono più i calci di rigore, bisogna stare attenti di prendere sempre la migliore posizione. Infatti. Perché si classifica prima, vince i play-out o i play-off Anche soltanto è pareggiando. messo meglio in posizione. Certo, certo. Cioè, se uno arriva primo, sicuramente a fine dei tempi supplementari non c'è il terno al lotto dei rigori. Per questo per E voi è fondamentale arrivare in una posizione importante, guarda, anche secondi, no? Come l'ho detto prima, noi speriamo sempre nelle cose migliori. È vero. Poi, se non arrivano quelle migliori, ci sono quelle mediocri, quelle brutte no. Speriamo. L'importante è che c'è questo entusiasmo che Ma accompagna guarda, il vostro questo ce gruppo, l'abbiamo la sua da vendere. persona. Anzi, da questi studi mando un saluto ai miei ragazzi che oggi non mi volevano lasciare andare, ma ci ho detto ho un impegno. Le partite le mi insegno, incomincio alle 16. Sì, è vero. E io adagiare, muovermi, ci ho messo un pochino. Però ma siamo sono contenti qua. di averla avuta, perché Grazie. insomma lei ci porta Grazie a voi. tanto entusiasmo. Allora, Alfio, finale playoff Massimiliana Sporting Barriera, mamma mia, sarà una grande partita. Tu li hai incontrate tutte e due. Sì. Chi vedi favorito? Sono tutte e due squadre di Catania, giocano entrambe al paratore, poi fatte da amici sia la Massiniana che... Forse avrebbe, insomma, si sarebbe dovuto giocare in un campo un po' più grande. Quello no? sicuramente per vedere una È partita... troppo piccolo. No, è un campo particolare. Io ci gioco in casa col Picanello. È un campo voglio dire, troppo piccolo, cioè non è regolamentare. No, non è regolamentare, per non è che certi cerchiamo di versi- dire che lo no, è, no, non no, è no, regolamentare. per nulla, sicuramente per chi ci gioca può trarne vantaggio, perché le squadre che vengono sono abituate a, Certo, però a per una questione Si di... trovano in difficoltà. a tempi Sì. di gioco differenti, lì Assolutamente. è un po' diverso. Però effettivamente è una partita da vedere, perché certo. due squadre attrezzatissime. La Barriera probabilmente ha pagato una rincorsa fatta per tutta la stagione nei confronti della San Michellese, che purtroppo per loro non è stata vincente. Non è stata vincente. La Massiniana, al di là di quelli che possono essere le poche pubblicità che aveva questa squadra inizio campionato, davanti a gente che per queste categorie Sa il fatto suo. ti garantiscono 80 gol in 3, E quindi in prima categoria con 80 gol vinci. bisogna fare campagna acquisti, Presidente, allora per il prossimo Ora incomincia. si comincia. E poi considerando che hanno chiuso, mi pare, intorno ai 60 punti quasi tutte e due le squadre, considerando i gironi degli altri gironi, entrambe probabilmente erano già in promozione. Indubbiamente. Quindi sarà una partita difficile. Una partita da non perdere. Pronostico Da tripla. Sì, pronostico Benissimo. Chiusa quindi la parentesi dedicata alla prima categoria, rimani Luca, perché così poi facciamo i saluti tutti insieme. Adesso il nostro Dario invece ci dà subito il quadro della seconda, perché si sono disputati anche in questa occasione i playoff. Esatto, la seconda categoria ha chiuso i battenti questa Sì. settimana con le finali playoff. Come al solito, come già vediamo in schermata, andiamo ad analizzare le partite dal girone A al girone H. Cominciamo col girone A, che è quello del trapanese e palermitano. Ha visto la vittoria nella stagione regolare dell'Ezio Roma Calcio Isola. Ha vinto l'Atletico Trinacria 4-2 i playoff, la finale contro l'Europa Montelepre. È stata premiata la stagione dell'Atletico Trinacria, che si è piegato solamente all'Ezio Roma, che ha fatto una stagione da alieno. Ha fatto il praticamente. vuoto. Esatto. Tra l'altro è stata l'unica squadra a riuscire a battere la capolista, quindi, bella la finale, soddisfazione. e la finale playoff corona comunque una stagione ottima, che sarebbe stata vittoriosa senza questi alieni che hanno monopolizzato il campionato. Nel girone F, il girone del Messinese, con qualche squadra catanese, anzi con una squadra catanese, ossia il Calatabiano che aveva abituato i propri tifosi bene nella prima parte della stagione, in testa, poi ha subito la rincorsa dello Sporting Club Giardini, finale con un po' di pathos, ecco, però nella finale playoff 1-0 contro la Pelora Annunziata, promozione anche in questo caso ampiamente meritata, in quanto il Calatabiano non ha mai fatto peggio della seconda posizione.
Poi il girone G, girone del Catanese, che ha visto la vittoria abbastanza facile, dovrei dire, 4-1. esatto, della Russo Sebastiano contro il Tremestieri, 4-1. Peccato per il Tremestieri che in stagione non aveva mai fatto peggio del secondo posto, ha ceduto all'ultimo e poi di schianto nella finale I playoff sono questi, Esatto. Purtroppo dobbiamo ammetterli, Tornallotto. oggi lo stiamo confermando con anche insomma, i pareri dei nostri ospiti. Esatto, e tra l'altro ancora nel segno del 4 è la finale del girone H. Sì. Tra NB Mister Bianco e D'Agata, 4-0 il risultato finale, nulla da fare per la squadra di Mister Battiato, i complimenti vanno ai Mister Bianchesi, anche loro comunque reduci da un'annata sicuramente meritevole in testa, hanno lottato a lungo contro l'Atletico Librino, a sua volta punito dalla semifinale playoff proprio contro il D'Agata. 30 secondi per parlare della terza categoria con un Siracusa che a questo punto è promosso matematicamente in seconda categoria, Siracusa a cui vanno i complimenti della redazione di Penalty, soprattutto per avere creduto, avere combattuto ogni domenica sui campi di terza categoria. Non era facile dopo quello che è successo un anno fa, Serie B sfiorata, fallimento della società, i tifosi hanno preso la squadra, l'hanno fatta sopravvivere e adesso hanno portato il titolo in seconda categoria. In questo momento sono in seconda categoria, adesso vedremo cosa succederà. Esatto. Speriamo bene però. Speriamo bene, vediamo anche le evoluzioni, non è detto che facciano la seconda categoria, Infatti, si potrà vedere qualcos'altro. Potrebbe però esserci qualche cosa di più intanto grosso. la storia racconta questo, la storia di questo campionato. Vediamo la prossima domenica, c'è l'ultima giornata. Sì. Il Sicilia Nostra ha un match ball praticamente per aggiudicarsi il passaggio diretto in seconda categoria anche perché il Real Belvedere, che oggi ha perso col Città di Siracusa, affronterà il Floridia, che come vediamo dalla grafica è fuori classifica, quindi è una partita che non assegna punti. Basterà vincere per portare a 11 punti di vantaggio e quindi festeggiare insieme agli Aretusi. Perfetto, benissimo. Allora siamo quasi in chiusura, le ultime domande le dedichiamo ai nostri ospiti. Iniziamo con Alfio Barbagallo. Prossima stagione il Picanello sicuramente partirà con un anno in più di esperienza in questa prima categoria, probabilmente ha imparato la lezione su comportamenti, idee, progetti, perché all'inizio, come tu ben stesso hai detto, c'è stata un po' di confusione, qualche malinteso vi ha portato anche a dover soffrire settimana dopo settimana. Adesso avete fatto probabilmente lezione di tutto questo e sicuramente con questa salvezza meritatissima buttate le basi per la prossima stagione. Sì, ancora ci dobbiamo rincontrare, ci sono dei presupposti importanti anche per quanto riguarda la società, tutto da valutare, tutto da rivedere. Conferma per il mister? Non abbiamo discusso nemmeno di questo, non è quello che Vabbè, al Alfio, momento... insomma, ha portato il Picanello in prima, Ma quello sicuramente. l'ho anche pure salvato. No, vabbè, ma per carità, i rapporti Presidente, ci sono. mi raccomando. I rapporti ci sono, quello non è di secondo piano. In questo momento l'unica cosa importante è il fatto che il Picanello 4 mesi fa aveva 8 punti. Infatti. Ha chiuso a 30 punti, e l'unica cosa importante da dire oggi è questa. È perfetto. Quella che ci siamo detti a dicembre, il Picanello si salva. Avete fatto un buon lavoro, quindi complimenti ancora ad Alfio Barbagallo del Picanello di prima categoria. Presidente, a lei l'ultima domanda della trasmissione odierna. Playoff che arrivano, forse chissà, magari all'ultimo potrebbe esserci la matematica non vi dice che ancora non vi dà la certezza di fare i playoff, ma uno spareggio con San Sebastiano. Qualunque vada sarà stata ma comunque una stagione ottima. Morali, ecco, di questo campionato. Sì. Dopo i fatti che sono successi avete avuto la capacità e l'intelligenza, questo gliel'ho detto pure lei fuori onda, l'intelligenza di stare con i piedi per terra e di non fare pazzie, perché si parlava addirittura di lasciare il campionato, probabilmente la foga all'inizio vi ha portato a questi pensieri, invece poi credo che insieme ai suoi collaboratori avete capito bene che sarebbe stata una pazzia anche nei confronti dei tifosi. Guardi, io ho 2 soci che sono persone molto per bene, riflettono, ci sediamo, discutiamo. Avete valutato bene? Abbiamo valutato che la cosa migliore era quella di continuare, anche perché questo gruppo non si doveva spaldare, non si doveva mandare, e dovevamo solo resistere
resistere. E il campo vi ha dato ragione perché siete ancora in corsa sino all'ultima domenica. Allora le auguriamo un in bocca al lupo per Grazie l'ultima mille, partita crepi il lupo. e anche in prospettiva eventualmente E quando mi per chiamate tutto quello io che sono succederà. sempre disponibile. Sarà il nostro ospite sicuramente. Grazie al presidente Giovanni Di Martino Real Giarre, grazie ad Alfio Barbagallo del Picanello di prima categoria. Un saluto lo diamo naturalmente anche al nostro Luca Aloisi. Buonasera a tutti. Con lui chiaramente insomma, avremo modo la prossima settimana di continuare a parlare di qualche giorno di prima categoria dove si disputeranno, se non sbaglio, i playoff e i playout. Semifinali e finali. Perfettissimo. Adesso la sigletta perché toccheranno ai due chiudere la puntata come al solito sul Catania e sul Palermo. A tra pochissimo. È stata una domenica interlocutoria, nel senso che probabilmente avremmo tutti un po' sperato che sia il Catania che il Palermo portassero punti in classifica. I punti sono arrivati, però forse sono pochi, sia per il Catania che per il Palermo. Sono due casi di pareggi pressoché inutili. Andiamo con ordine, facciamo subito partire le immagini di Palermo-Bologna che si è conclusa 1-1, dove ha visto insomma, la squadra di Sannino partire bene perché proprio in apertura il gol straordinario di Ilicic ancora una volta protagonista, aveva illuso i tifosi palermitani. Il Palermo era partito facendo un grandissimo pressing. 5 minuti intensissimi. Bologna, 5 minuti, gol di Ilicic. C'era uno striscione esposto prima della partita, restiamoci. Dopo la gara di oggi torna a essere complicato perché il Palermo veniva da 2 vittorie. La contemporanea vittoria del Siena sul Pescara ha spiazzato un po' tutti. Esatto, ha messo nei guai i rosanero. In ogni caso, cosa è successo? È successo che ci sono stati un paio di infortuni per il Palermo. Il primo è stato quello del portiere Sorrentino che sul retropassaggio si è fatto scappare la palla e lì Gabbiadini è stato abbiamo abile. visto il gol proprio in questo istante. Lo stiamo vedendo proprio in questo minuto. E poi anche è scivolato, io credo che lui sia scivolato, forse probabilmente, anche perché non poteva prenderla con le mani. Certo, se ne è accorto credo troppo tardivamente e allora quindi ha cercato di recuperare. Qui c'è stata un'azione straordinaria dove Miccoli ha colpito il palo ed è stata veramente una delle occasioni più importanti dove il Palermo poteva insomma ritornare in vantaggio. Esatto, c'è stata questa occasione. Per la I di infortunio segnaliamo anche l'infortunio di Ilicic che era protagonista assoluto nelle ultime settimane, è dovuto uscire anzitempo dal campo. Sannino ha messo Dybala, però non è propriamente la stessa cosa, quindi è calato anche un po' il tono. Poi credo che il Palermo nel secondo tempo abbia anche risentito del pressing asfissiante della prima frazione e ha un po' ceduto, un punto che oggettivamente non serve a granché. Un punto che non serve sicuramente al Palermo per la prossima partita che guarda caso sarà con il Catania. Però prima di parlare un attimo del derby facciamo subito vedere le immagini del pareggio 0-0 del Catania a Verona, dove c'è stato un primo tempo dove praticamente hanno dormito tutti, i giocatori, tribuna e forse anche la gente che guardava la partita in TV. Complice il caldo, ma secondo me una partita secondo me strana. Sì, è un po' la classica partita, diciamoci la verità, da fine stagione dove il Chievo forse può accontentarsi un po' di più dei punti presi perché va a consolidare una salvezza che sta arrivando giornata dopo giornata. Grazie anche agli altri risultati. Grazie anche alla concomitanza ovviamente di altri risultati. Il Catania, se voleva agganciare l'Europa, ha fallito, credo, l'occasione definitiva. Adesso resta comunque una stagione da onorare con il record di punti. Si può ancora rientrare, ma sperando in alcuni incroci di risultati abbastanza particolari. È vero. Questa è stata una grande occasione di Berghessio su un calcio di punizione di Lodi, è saltato molto bene Berghessio e purtroppo in quel caso il portiere è riuscito a salvare Contrariamente la propria porta. a Sorrentino invece Pugioni non ha avuto nessuna incertezza. No. Settimana prossima il derby, avremo il Catania che giocherà in casa con il Palermo, entrambi a questo punto si giocheranno l'ultima chance, chi per agganciare questa benedetta zona UEFA e chi eventualmente forse per tentare ancora una salvezza che forse in questo momento sembra un po' Comincio dal Palermo dicendo difficile. che il Palermo ha Catania, Inter e Juventus, un trittico terribile per vari motivi, quindi la salvezza passa necessariamente a queste 3 partite. Per il Catania invece vincere è assolutamente doveroso, è il derby. Benissimo, abbiamo chiuso quindi la parentesi dedicata al calcio professionistico, sia il Catania che il Palermo. Noi ci rivedremo la settimana prossima, un saluto a Dario chiaramente e l'appuntamento con Penalty come al solito la domenica a partire dalle ore 19. Arrivederci a tutti.